Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi che oggi si apre parlandovi di un convegno organizzato dalla Federazione Regionale Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto dedicato al ruolo dell'agronomo e a quanto il cambiamento climatico possa impattare sulla salute dei vigneti. Cominciamo subito nel vivo di questa puntata ascoltando la voce di Renzo Trevisin, che è presidente FODAF Veneto, al quale abbiamo chiesto quali sono le principali sfide per gli agronomi e soprattutto cosa devono affrontare oggi a causa del cambiamento climatico e ancora quanto influisce la tecnologia sulla professione. Come dottori agronomi e dottori forestali noi abbiamo un ampio campo di lavoro che va dal settore agricolo, qui stiamo parlando di vigneti, ma anche tutto il settore forestale. I cambiamenti climatici hanno avuto degli impatti molto forti anche sui nostri boschi, sulle nostre foreste, in particolare Vaia, che tutti conosciamo, ma quello che è in atto adesso, che è il bostrico che sta distruggendo i boschi di abete rosso. E su questo incidono molto i cambiamenti climatici, perché le piante vanno in sofferenza e vengono aggredite più facilmente dai parassiti. Allora, che cosa ci può aiutare in tutto questo, in tutti gli ambiti del settore agroforestale? Ci può aiutare da una parte la ricerca, dall'altra l'intelligenza artificiale e dall'altra ancora avere dei tecnici che riescono a essere presenti nelle aziende, essere presenti nei rimboschimenti, facendo le scelte più opportune proprio tenendo conto di questi cambiamenti climatici. Quale ruolo giocano gli ordini regionali nel supportare agricoltori e viticoltori a fronteggiare i cambiamenti ambientali? L'abbiamo chiesto a Lorenzo Tosi. E gli ordini professionali provinciali e della Regione Veneto di dottori agronomi e di dottori forestali raggruppano i professionisti che si occupano appunto della gestione dell'agricoltura, delle piante e delle foreste. Quindi il loro ruolo è assolutamente importante perché sono quelli che forniscono le informazioni, le istruzioni ai singoli operatori per gestire al meglio le problematiche e affrontare al meglio le problematiche che il cambiamento climatico comporta. Abbiamo ascoltato anche l'assessore regionale all'agricoltura Federico Canera, al quale abbiamo chiesto quanto è strategico e importante il ruolo del dottore agronomo e forestale in un'epoca di cambiamento climatico come questa. Il ruolo del dottore agronomo è fondamentale perché non solo accompagna il viticoltore sul territorio, ma soprattutto cerca anche di trasferire quelle che sono informazioni che la ricerca e l'innovazione tecnologica ci mettono a disposizione. Ovviamente io dico sempre che è fondamentale per avere un buon prodotto lavorare in campagna, dal campo e non soltanto dalla cantina come purtroppo a volte qualcuno anche crede o pensa di poter fare, e quindi è fondamentale il loro ruolo di accompagnamento per far sì che l'agricoltore prenda consapevolezza del ruolo che ha. Abbiamo voluto ascoltare anche Gianluca Carraro, presidente del Consorzio di tutela dei vini Colli Eugani, al quale abbiamo chiesto: il settore vitivinicolo richiede competenze sempre più specifiche per affrontare le nuove sfide. Quali sono le opportunità di formazione e sviluppo professionale per un giovane che intende intraprendere la sua professione? Le opportunità sono molteplici, partono da questi convegni, da queste iniziative catalizzate dall'ordine professionale, dalla categoria professionale, ma poi ci sono enti di formazione, delle associazioni di categoria agricole, c'è l'università con le sue varie applicazioni, filoni di ricerca che consente un aggiornamento. Oggi mi sento in dovere di stressare, sottolineare la formazione svolta dall'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, che organizza centinaia di ore a livello annuale con argomenti che non sono solo riferiti alla viticoltura, alla vigna, ma che spaziano poi sul portato professionale di ciascuno di noi. Tornano anche questa settimana pillole di HR. Parleremo di gestione del conflitto. Oggi si discute su come poter trasformare un conflitto lavorativo in un'opportunità di crescita e soprattutto apprendimento, migliorando il rapporto tra i collaboratori. Ce ne parlano come sempre Samuele Nottegar e Andrea Montuschi. Bentornati a Pillole di HR. Buongiorno Andrea. Buongiorno Samuele, buongiorno a tutte e a tutti. Oggi parliamo di come in azienda si possono gestire dei conflitti.
In azienda è normale, è possibile che sorgano dei conflitti, ma l'idea è di come trasformare questi conflitti in opportunità. Innanzitutto, Andrea, quali sono le principali cause di conflitto in azienda? Principale sicuramente direi l'incomprensione, cioè il fatto di non... Allora, il conflitto, partiamo da un presupposto, parte spesso dalla mancata conoscenza, ok? Se io non ti conosco sarà più, e quindi devo lavorare con te, sarà più probabile che io abbia un conflitto con te, perché su determinate divergenze di opinione, per esempio, non so da che punto di vista parti tu non sai da che punto di vista parto io, e si fa più fatica. Quindi questo è il punto di partenza, la conoscenza quindi è la base. Molti conflitti partono da questa cosa, lavoriamo a silos e quando dobbiamo interagire con altre persone facciamo molta fatica. Ecco, ma da questa situazione di conflitto come possiamo trarre delle opportunità? Allora, sta diventando difficile nel mondo ibrido che stiamo vivendo oggi, perché nel momento in cui cominciamo ad avere una persona che lavora sempre dall'ufficio, una persona che lavora sempre da casa, non si parlano più, e parlandosi meno diventa veramente molto complesso avere armonia. Il conflitto viene visto come una cosa brutta, in realtà non è una cosa brutta, il conflitto è naturale, va gestito, va affrontato, va superato e dal conflitto si cresce. Un augurio che tutti si possa crescere attraverso il conflitto. Grazie e al prossimo appuntamento di Pillole di HR. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Dedicati ai tuoi occhi, la tua squadra, la tua scelta. A Verona, Benetti Ottica, da sempre. Da piccoli e perché no anche da adulti, avete mai avuto il desiderio di vivere in una casa sull'albero? Oggi vi faccio conoscere un architetto che ha realizzato un sogno, costruire case sugli alberi. Andiamo a capire come è nata questa idea imprenditoriale. Per gioco è nato per gioco. Io sono molto pratico, mi piace costruire cose con le mani. Quando ero all'università che studiavo mi mancava un po'. Allora guardavo sempre fuori dalla finestra, vedevo gli alberi e mi immaginavo, sognavo le casette sull'albero. Quindi quando mi sono laureato, il giorno dopo della laurea ho iniziato a costruirla e da lì ci siamo divertiti, tanti amici mi hanno aiutato e mi hanno detto beh, possiamo provare a farlo diventare un lavoro e così siamo stati i primi in Italia a fare professionalmente case sugli alberi. Ormai sono passati 20 anni per cui... Che emozioni ti suscita vivere in una casa sull'albero? È bellissimo, ricorda molto la barca a vela perché si muove col vento, quindi ondeggi, ti senti cullato e poi senti i rumori del vento che soffia, le foglie che cadono. La mia aveva anche il tetto apribile, potevo vedere le stelle. Ma quanto è importante il tipo di albero che si sceglie per costruire poi attorno la casa? Essendo case proprio sostenute dagli alberi, ma che devono trovare anche lo spazio all'interno tra i rami, e il progetto è proprio disegnato intorno alla pianta, quindi come un abito di sartoria che viene fatto intorno alle persone. Non c'è nessun progetto che nasce a monte. Poi sì, puoi inserire qualche bella idea che hai visto da qualche parte e cercare di farla rientrare nell'insieme del progetto, e i fattori diciamo sono l'albero e il cliente, quindi è sempre disegnata in base al gusto e alle esigenze e alle possibilità del cliente. Nel prossimo servizio torneremo a parlare di Scuola Edile di Verona, perché è in atto un percorso di formazione professionale Lavoro a Verona Community Center, il progetto che nasce da One Bridge 2 con il sostegno dei fondi 8 per 1000 della Chiesa Valdese ed è pensato, pensate, per offrire opportunità lavorative ai giovani in situazioni di vulnerabilità socio-economica. Ne abbiamo parlato insieme a Cristina Bottaccini, alla quale abbiamo chiesto in che cosa consiste il progetto Lavoro a Verona.
Il percorso dedicato alla formazione dei serramentisti ha visto alternarsi momenti di aula e momenti di laboratorio pratico. Sono state 80 ore che si sono svolte in ESEF CPT e in Velux Academy. Durante tutto il percorso di formazione i ragazzi sono stati sia in aula che in laboratorio, ma hanno potuto affrontare non solo temi legati agli aspetti tecnici delle lavorazioni, ma anche aspetti legati all'inclusione sociale, quindi temi sulla cittadinanza, educazione civica, un po' di lingua italiana e un rafforzamento delle competenze relazionali che li renderanno sicuramente più forti nell'inserimento nel mercato del lavoro e nella comunità. Riteniamo opportuno rafforzare nei nostri candidati non solo le capacità specificatamente tecniche, ma anche le competenze di tipo trasversale che li renderanno più forti e più spendibili nel mercato del lavoro di oggi. Ma qual è l'approccio utilizzato in aula e quali sono le tematiche che vengono affrontate? L'abbiamo chiesto all'architetto Andrea Mattiolo. L'approccio per la formazione professionale dei ragazzi, come in questo caso di prima immigrazione, è di tipo empatico ed inclusivo. Questo anche per avvicinarsi a un modello culturale che loro hanno differente dal nostro. Le lezioni vengono contenute in aula prevalentemente per la parte del sapere, mentre in laboratorio dobbiamo arrivare al saper fare. Per mettere assieme questi due aspetti utilizziamo audiovisivi, immagini, testi, usiamo anche molto dialogo e tecniche di comunicazione di approccio diretto. I partecipanti del progetto acquisiscono competenze necessarie per il loro futuro nel mondo edile? Le competenze vengono acquisite attraverso un procedimento, un processo formativo che innanzitutto parte dai requisiti di sicurezza nel lavoro e di conoscenza delle dinamiche della trasmissione degli ordini e delle responsabilità, per poi passare alla conoscenza delle attrezzature e dei materiali necessari per il lavoro e anche dell'ambiente stesso di lavoro, che in questo caso, essendo un corso per serramentisti per finestre da tetti, è un ambito particolarmente complesso perché sono le coperture. La parte di formazione pratica è essenziale in questo progetto, ma come si struttura il percorso per gli studenti? L'abbiamo chiesto a Pietro Barone. Nel laboratorio i ragazzi hanno potuto mettersi all'opera costruendo un tetto a due falde, una parte semplice e l'altra invece completa da isolante, con fori di inserimento per finestre da tetto e lucernari. Sono state posate anche della guaina, tegole e date le prime indicazioni per come operare in sicurezza sui tetti. Allora, il 5 marzo i ragazzi andranno al Velux Academy dove con i loro professionisti gli daranno le loro indicazioni da come verranno fatti il montaggio delle finestre. Ma come nasce e che cos'è One Bridge 2? L'abbiamo chiesto a Edoardo Garonzi. One Bridge 2 è un'associazione veronese nata nel 2016 per portare aiuti lungo la rotta balcanica, dove migliaia di persone si ritrovarono chiuse ai confini dei vari stati dell'ex Jugoslavia a causa delle direttive europee. Negli anni si è trasformata da associazione che porta aiuti umanitari, si è trasformata in associazione che crea anche progetti di inclusione sociale, di coabitazione, ed è attiva oggi a Verona e in Grecia e anche in Kurdistan iracheno. Perché avete scelto la scuola edile di Verona, ESEF CPT, per erogare questo progetto? Il progetto LAVR, Lavoro a Verona, nasce per dare un'opportunità formativa e di inserimento lavorativo a chi vive ai margini della nostra società, e soprattutto persone straniere con difficoltà con i documenti, con l'apprendimento della lingua italiana. E in questa progettazione di questa attività abbiamo deciso di coinvolgere diversi partner, alcuni del terzo settore come il Ponte Cooperativa Sociale Ronda della Carità, alcuni istituzionali come il Comune di Verona e anche un partner tecnico, un fornitore di servizi come la scuola edile ESEV. L'abbiamo scelta ESEV in questo caso perché abbiamo fatto un'analisi del mercato del lavoro, abbiamo visto che c'era una possibilità di inserimento lavorativo per queste persone
in particolari settori come quello dell'edilizia e in particolare quello dei serramenti, e quindi abbiamo deciso di procedere insieme per questa collaborazione e per configurare il tutto al meglio, quindi formazione, inserimento lavorativo e tutoraggio. Si chiude anche questo appuntamento settimanale del lavoro a 360 gradi. Noi vi aspettiamo puntuali la prossima settimana per raccontarvi le tante novità dedicate al mondo del lavoro. Non mancate, vi aspetto.